Conferenza stampa ieri al termine dell'interrogatorio della comandante della Sia Watch, iniziato alle 15:30 e finito intorno alle 17:30, presente anche il procuratore aggiunto Vella. Il comandante della Sia Watch non ha agito in stato di necessità, questo quanto affermato dal procuratore Patronaggio. Abbiamo proceduto all'arresto perché a nostro parere non era obbligata a entrare in porto violando l'arte della Guardia di Finanza. Per Patronaggio la misura cautelare del divieto di dimora è commisurata il fatto. Il procuratore ha poi addetto che l'aggiunto Vella ha effettuato una perquisizione a bordo della Sea Watch proprio per acquisire materiale probatorio per eventuali contatti tra i trafficanti libici e i componenti della nave. Questo materiale è coperto da segreto istruttorio. I magistrati del pool anti-immigrazione della Procura di Agrigento nei prossimi giorni, ha continuato Patronaggio, sentiranno la comandante Carola Rackete in ordine proprio a quest'altra contestazione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il procuratore ha sottolineato: verificheremo se i porti libici sono sicuri, abbiamo chiesto solo il divieto di dimora nei comuni di Licata, Lampedusa e Porto Empedocle. Riteniamo la misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari. Il contatto con la motovedetta della Guardia di Finanza è stato volontario e fatto con coscienza, quanto affermato il procuratore al termine dell'interrogatorio. Adesso non è stato dovuto a un semplice incidente. I reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro la nave da guerra in navigazione in zone vietate. Lo stato di necessità per patronaggio non esisteva, in quanto la Sea Watch, attaccata alla fonda, aveva ricevuto assistenza medica ed era in continuo contatto con le autorità militari per ogni tipo di assistenza, per cui il divieto imposto dalla Guardia di Finanza di attraccare non verificava lo stato di necessità. Dopo Patronaggio ha anche parlato l'aggiunto Vella, dicendo se la vedetta della Guardia di Finanza sia da considerare nave da guerra o meno, al di là delle dichiarazioni effettuate dalla capitana, che si è mostrata collaborativa e precisa durante l'interrogatorio, e si era resa conto che l'ormeggio in banchina, dove era parcheggiata nell'unico punto in cui la nave poteva attraccare, e riteneva che i finanzieri si spostassero mentre lei si avvicinava, cosa che è avvenuta solo negli ultimi secondi, evitando peggiori conseguenze. Ha poi concluso Patronaggio dicendo che tutto quello che ci siamo detti qui chiaramente deve avere il necessario rispetto del giudicante, a cui viene doverosamente rimessa tutta questa vicenda per le sue autonome e imparziali valutazioni. Oggi si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto del comandante della Sea Watch Racket e Carola. L'udienza di convalida si è svolta in un clima sereno e collaborativo, come si addice alle aule di giustizia. La Procura della Repubblica ha chiesto la convalida dell'arresto operato dalla Guardia di Finanza in relazione all'articolo 1100 del Codice della Navigazione, che sono atti di resistenza con violenza nei confronti di una nave da guerra, individuata nella vedetta V808 della Guardia di Finanza. Ha chiesto altresì la convalida dell'arresto per il concorrente reato di cui all'articolo 337 Codice Penale, resistenza a pubblico ufficiale. Questo procedimento, che si è svolto oggi davanti al GIP per l'udienza di convalida, non comprende il reato di cui all'articolo 12, testo unico delle leggi sull'immigrazione, per cui si procede separatamente.